dunque da Harrods, il tempio dello shopping natalizio per eccellenza. Però non potevamo lasciarci sfuggire il nuovissimo Dipartimento dei Vini, recentemente ristrutturato, punto di riferimento assoluto per appassionati, collezionisti e veri intenditori. Andiamo a vedere. Well, this has been really almost 2 years in the planning, and I think the idea was to move away from just becoming another wine shop. We wanted to take retailing to a new level and create a space which was both very much focused on education and lifestyle around wine. Creating different sections around the department so people could dwell, people can learn, and people can understand why one wine might be better or more, not necessarily better, but stylistically different to another, and why one wine is more expensive than another, and understand the difference as to why they feel one should be worth more than the other. Without education, wine can be very daunting. Over the last 2 to 3 years, there's been a huge growth in Prosecco, not just in the UK, but around the world. And much of that may well have come from the actual economic climate, but obviously there's a gap in the market for the wines of Prosecco and Bisol. You know I'm blind, so why do you disagree? Londra, un mercato decisamente difficile da conquistare, eppure nell'area dei vini, decisamente filo francese, c'è qualche eccellenza italiana che è riuscita a conquistare un posto d'onore tra le grandi maison di Champagne. Questa facilità di beva che il Prosecco ha, questa possibilità di essere degustato in tanti momenti della giornata, di essere protagonista di vari momenti sia abbinati ai pasti, sia fuori pasto come vino da compagnia, da conversazione, sicuramente è un'arma vincente per questo prodotto. L'averlo poi collocato nei migliori posti a Londra sicuramente ci ha avvantaggiato, perché il mio primo cliente a Londra è stato 20 anni fa il Dorchester, quindi il posto più bello in assoluto, il più apprezzato dal mondo ma anche dagli inglesi, e quindi vedere abbinato un prodotto semplice come il Prosecco, però in un luogo estremamente importante ed elegante come il Dorchester, ci ha aperto la strada a tutta una serie di conquiste sul mercato inglese. Siamo reduci da 20 anni, 30 anni di continuo successo del Prosecco in generale nei mercati non solo nazionale ma mondiale, ma abbiamo sempre sofferto di una considerazione di vino, diciamo, troppo semplice per diciamo, conquistare quella nicchia dei grandi intenditori, opinion leader del mondo del vino. Oggi si dimostra, e nei fatti, che la semplicità è vincente in ogni ambito. Il vino italiano ha una grande potenzialità per la sua originalità, è uno dei vini che ha sempre salvato i vitigni autoctoni. Ha avuto un'epoca nella quale si è dimenticato di avere dei vitigni autoctoni da mandare avanti in prima linea, ma oggi sta recuperando il tempo perso e lo sta facendo con uno stile anche di impatto nel mercato. Vediamo lo spazio di Frescobaldi, che è un'azienda di altissimo livello in Italia, e poterci noi, diciamo, ritagliare uno spazio per quanto riguarda le bollicine è sicuramente un completamento dello stile italiano nel mondo del vino.